attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa a pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio. Questa sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola. È l'ora dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città con le piazze, i giardini e la gente nei bar. Galleggia e se ne va, anche senza corrente camminerà. Ma questa sera vola, le sue vele sulle case sono 1000 lenzuola. Ci sono anche i delinquenti, non bisogna aver paura ma stare un poco attenti. A due gli innamorati sciolgono le vele come i pirati, e in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei, perché mi perderei se dovessi capire che stanotte non ci sei. Dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Lontano una luce diventa sempre più grande, nella notte che sta per finire, è la nave che fa ritorno per portarci a dormire. Non ci sei. Rigorosamente dal vivo Francesca Simone, fiorentina ma residente a Treviso. Bellissima canzone, grazie Francesca, grazie. Perché è proprio in tema di quello che discuteremo questa sera. Poi parleremo anche con te, adesso vi presento gli ospiti. Questa sera ho degli ospiti importantissimi e io sono onorata di avere alla mia destra Gianni Olivier, superstite del Vajont. Grazie signor Gianni di essere qui questa sera, di avermi onorato della sua presenza, che forse più di qualcuno rifletterà
su quello che è accaduto e sulle sue parole. Vicino a lui abbiamo Leandro Grones, sindaco di Livinallongo del Col di Lana. Grazie anche a lei, sindaco, di essere qui questa sera con noi. Parleremo anche di questa tempesta Vaia, di quello che sta succedendo nel nostro territorio e perché. E con chi ne parliamo, oltre a queste due importanti figure? Con un esperto, con Pietro Zangheri, ex presidente, dico io, dei geologi del Veneto, geologo, perciò uno che quando parla sa quello che dice, perché qua tutti parla, sa, mi continua a chiamarla presidente, mi piace, guarda, mi piace questo presidente, mi continua a chiamarlo presidente. E vicino a lui Fausto Pozzobon, Lega Ambiente. Allora, io direi di partire subito con questo servizio che ho realizzato per voi e poi lo commentiamo assieme. Prego con il servizio. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, è sabato 2 novembre e alle mie spalle ho la diga del Vajont. Siamo a Longarone, è una giornata uggiosa, le nuvole sono bassissime, perciò cercheremo di farvi vedere quello che riusciremo a farvi vedere, però c'è un'atmosfera proprio di ricordi, ecco, il ricordo che non deve mai lasciarci. La storia deve insegnare qualcosa, deve insegnare che l'uomo deve essere molto attento quando fa determinate opere, deve mettere in sicurezza il territorio, non aver paura della sicurezza che qui non c'è sicuramente stata. Guardate queste immagini bellissime, queste immagini Valle del Piave e Valle del Vajont, viste da piazza Jacopo Tasso, anni 50. Guardate queste montagne meravigliose, questa vista panoramica stupenda e adesso guardiamo cos'è rimasto, tutto ricostruito, tutto nuovo. Andiamo a vedere anche un'altra foto molto bella. Qui siamo Longarone vista da sud, anni 50. Guardate, sono immagini che veramente stringono il cuore. Questa Longarone bellissima, devastata da questa incuria dell'uomo, da questo voler fare qualcosa che poi alla fine si è dimostrato distruttivo. E adesso siamo davanti al museo di Longarone. Guardate, alle mie spalle, Museo Vajont, aperto. Andiamo a vedere attimi di storia. Qui state vedendo il modello di diga del Vajont, scala 1,85. Guardate il cemento. Così lo dico anche per voi se qualcuno vuole venire a visitare il museo. Allora, lunedì dalle 15 alle 18, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18, sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 18, lunedì mattina chiuso. Ricordiamo che è valido fino all'8 dicembre 2019, perciò gli orari che vi ho detto sono validi fino all'8 dicembre del 2019. Poi vedremo, siccome non sono ancora le 2, se il sindaco ci porterà a visitare questo museo che la storia vorrebbe far ricordare qualcosa e qualcuno, a molti che forse si sono dimenticati di tutti questi morti, di questa tragedia immane. Da Longarone ci siamo spostati a Fortogna, dove c'è, come vedete, il cimitero monumentale delle vittime del Vajont, luoghi della memoria. Naturalmente anche noi abbiamo portato i fiori, non potevano mancare, questo ricordo, questo piccolo pensiero a tutte queste vittime innocenti che ci sono state. Entriamo. Come vedete, tra questi oggetti, che adesso capiremo il perché ve li facciamo vedere, tra le macerie la ricerca disperata di qualche segno che ricolleghi alla vita del giorno precedente, una foto, un oggetto d'uso quotidiano, un giocattolo, un quaderno di scuola. Per di più è tutto ciò che è rimasto della realtà umana, affettive, spirituali e materiali,
che avevano lasciato alla loro partenza. Guardate, questi sono gli oggetti che sono stati ritrovati. Sono oggetti che parlano da soli, che possono far capire la disperazione delle persone sopravvissute. Hanno lasciato una casa e non l'hanno più ritrovata. Il ritorno degli immigrati alla ricerca dei loro cari. Anni di sacrifici e di duro lavoro a garantire dignità alle proprie famiglie per ritrovare un deserto di morte e desolazione. È arrivato il sindaco Roberto Padrin, siamo qui con lui oggi che ci accoglie e ci spiegherà il perché di questa giornata e soprattutto questi ricordi così dolorosi a vederli. Intanto grazie Sindaco per questa giornata che bisogna ricordare assolutamente, che la storia non va mai dimenticata. Cosa vuole dire? Grazie a voi intanto, ma penso che la visita del Cardinale Parolin sia molto significativa nel giorno dei morti, quindi anche un po' un momento di memoria e di ricordo delle nostre vittime del Vajont all'interno del luogo simbolo, penso, della memoria di questa tragedia, di questo disastro. Qui ci troviamo all'interno del portale che è stato realizzato con la ristrutturazione del cimitero, dove si trovano un po' tutta una serie di ricordi, di oggetti che sono stati ritrovati. Qui dietro c'è una macchina che vedete come era stata praticamente ritrovata sotto il Piave, e qua ci sono un po' di ricordi. Questo ultimo ricordo bellissimo di un'iniziativa che abbiamo fatto lo scorso anno con gli amici di San Biagio di Callalta e di Roncade, che hanno voluto ricordare proprio la partita contro il Longarone che fecero prima del disastro, quindi ogni anno ricordiamo quei 6 giocatori che facevano parte della squadra che persero la vita quella notte. Qui, Sindaco, vediamo tante posate ritrovate. Guardate, fanno veramente capire questa cosa improvvisa che è arrivata, questa distruzione, e questo è quello che è rimasto. Il ferro rimane, la vita umana invece non rimane più. Sì, qui ci sono alcuni dei ricordi che sono usciti, anche gli orologi sono significativi, molti di quali proprio nell'ora delle 22:39 in cui è accaduto il disastro. Sicuramente colpisce molto questo luogo che è stato ricostruito soprattutto anche veramente per fare memoria. Potete veramente trovare quello che rimane, perché dobbiamo ricordare che delle 1910 vittime praticamente circa un terzo non sono mai state ritrovate, un terzo neanche riconosciuti. Sono numeri agghiaccianti, e poi se pensiamo poi che sono morti anche 487 bambini dai 0 ai 15 anni. Qui siamo davanti a una foto, 2 genitori con una bambina, anello nuziale, rinvenuto dalla signora Armanda Toini di Termini di Cadore, a circa 4 chilometri a nord di Longarone sul Greto del Piave, appartenuto a Ezio De Cesaro, 24 anni, oriundo di Igne, sposo di Claudette De Monis, 22 anni, e papà della piccola Rosanna. La famiglia era arrivata dalla Francia a Longarone il giorno prima del disastro per far conoscere la bambina ai parenti e festeggiare il giorno dopo, 9 ottobre, il primo compleanno. Tutti e 3 sono deceduti nell'immane catastrofe. Qui vicino a me c'è un superstite che è anche informatore della memoria. Siamo con Gianni Oliviera. Allora, oggi giornata importantissima, una delle giornate, come dice giustamente lei, sta arrivando anche il Cardinale Parolin, però vedo la gente che si sta ancora una volta stringendo attorno a questo immenso dolore che non passa mai. Assolutamente, sono trascorsi ormai 56 anni, ma per noi come fosse ieri. Quello che abbiamo visto, che abbiamo vissuto nei giorni seguenti, è impresso nella mente come una pellicola che non si può cancellare. Sono stati giorni tremendi, non ci sono aggettivi, parole per dire quello che abbiamo visto, perché tornare il giorno dopo e non trovare il paese, le vie, le piazze, la gente, i compagni, il paese, via. Tutto spazzato via, c'erano solo le montagne al loro posto, è stato come vivere un incubo. Una cosa che vorrebbe dire ai nuovi politici, ma soprattutto a questi ingegneri, a questi architetti, con queste opere faraoniche che si sta continuando a creare, ma che non si sa mai se veramente sono sicure come vorrebbero dimostrare. Ma guardi, il Vajont, malgrado la vastità dell'evento, non ha insegnato niente.
Non ha insegnato niente perché dopo il Vajont ci sono stati altri disastri, ultimo quello del Ponte Morandi a Genova, per cui io dico sempre che la sete di potere ha il sopravvento sulle vite umane. Cioè anche qui il Vajont, uccidere 5 o 10.000 persone era niente a confronto al profitto che ne sarebbe derivato negli anni successivi dallo sfruttamento del lago. Però noi non dobbiamo mai dimenticare la storia, continuando con le immagini, coi racconti, coi superstiti, per far capire che bisogna cambiare e voltare pagina. Sì, noi dobbiamo tramandare la memoria, far conoscere ai giovani quello che è successo, far ricordare anche agli anziani che lo hanno vissuto a suo tempo, far ricordare quello che è successo perché qualcuno l'ha dimenticato. Purtroppo le istituzioni italiane non hanno fatto in modo che la storia del Vajont sia inserita nei libri di testo, perché io quando accompagno le scolaresche su ai luoghi del Vajont chiedo agli studenti: ma voi durante il vostro curriculum scolastico quante volte avete trovato la storia del Vajont inserita nei libri? La risposta è sempre la stessa: mai. La risposta è sempre la stessa: mai. Io darei la parola a Leandro Grones, sindaco, che vorrei che rispondesse proprio da sindaco, da uomo di un paese penalizzato molto, anche il suo, Livinallongo del Col di Lana, a Gianni Olivier. Cosa sta succedendo nel nostro territorio? Tanta incuria, tante opere, ma le cose che servono a noi, la sicurezza, non c'è mai. Cosa vuole rispondere al signor Gianni Olivier, sindaco? Ma noi abbiamo un territorio fragilissimo, abbiamo un territorio che è complicato da gestire, da mettere in sicurezza. Certo, la tragedia del Vajont è una tragedia immane, una tragedia che non ha giustificazione per mano dell'uomo. Però noi dobbiamo vivere in montagna, e per vivere in montagna servono delle opere. Servono delle opere che ci mettono in sicurezza, penso ai ponti, alle infrastrutture, alle strade, ai paravalanghe e altre tante opere che sono appunto necessarie per poter vivere in montagna. Certo, serve più attenzione da parte di tutti, ma credo che rispetto ad anni fa la situazione sia migliorata molto. Io, sindaco, quando sono arrivata a Longarone, l'ho detto anche questa mattina a Sveglia Veneti, pensavo di aver sbagliato strada, di essere arrivata a Marghera. C'è una cosa di una desolazione, tutto sto cemento brutto, fatto male, un supermercato vicino al museo. Io mi domando, ma questi amministratori che hanno autorizzato, perché poi siete voi che autorizzate, perché poi lo so che il cerino passa sempre, però io vado là dall'amministratore e dico: cosa è successo? Perché costruire così brutto, così male, quando basta che facciamo un pochi di chilometri e vediamo tutto un altro paesaggio? Cioè, quando sei nel Veneto, nelle nostre meravigliose montagne, con una natura che tutti ci invidiano, poi vediamo questa mano di questo uomo sbagliato, di questo delinquente che costruisce delle cose che non piacciono a nessuno e non servono a nessuno. A chi serve quel cemento fatto male, brutto, su una località, come abbiamo visto le immagini, bellissima? Qua mi rivolgo al geologo. Ma cosa sta succedendo? Io chiedo a lei, Zangheri, lei è stato anche presidente, ma venite ascoltati, le vostre parole sono ascoltate da qualcuno. Sentivo il governatore Luca Zaia che diceva: abbiamo tolto i detriti, vogliamo fare una pista, però non si può perché sono detriti. Allora li lasciamo nel fiume, facciamo la pista, cosa dobbiamo fare? Perché qua ormai siamo in confusione totale tutti quanti. Hanno fatto talmente tanta confusione che anche gli esperti, secondo me, fanno fatica a capirsi ormai dove c'è il bene e dove c'è il male. E cosa vuole rispondere il sindaco e anche a Gianni Olivier, che poi risentiremo. Sì, ricordava che sono anche stato presidente dell'Ordine dei Geologi. Tra l'altro, curiosamente, l'Ordine dei Geologi è nato proprio 56 anni fa, cioè proprio nel 1963. Fatalità. Forse è una fatalità, forse è una coincidenza, però fino al 1963 in questo paese non si era sentita l'esigenza che
esistesse una figura proprio legata alla preservazione del territorio, alla sicurezza geologica e così via. Poi io sono nato nell'anno dopo, non voglio fare il processo alla storia, però effettivamente è curioso questo ritardo del nostro paese. A me, quando ero presidente, ma anche adesso, mi chiedevano periodicamente giornalisti, eccetera, ma si fa effettivamente prevenzione, ci si occupa effettivamente di sicurezza geologica nel nostro paese. Allora, non voglio fare il disfattista, perché sicuramente sono stati fatti dei passi in avanti dal 1963 a oggi. Ci mancherebbe che avesse detto l'incontrario, sì. Mi scusi, ci mancherebbe solo quello. Però noi continuiamo a essere in ritardo sul tema della prevenzione, sul tema di guardare un po' più in là, di non del guardare ai programmi a breve termine. E la geologia ovviamente guarda un po' più in là, guarda su programmi più a lungo termine, anche in termini anche economici. Non voglio mancare di rispetto a chi viene proprio dalle aree del Vajont, però anche in termini economici, come fa una regione a non guardare il grado di rischio che mette a rischio le vite umane e quindi qualcosa di incalcolabile, ma anche appunto la sua stessa economia. E su questo sinceramente siamo in ritardo. La Regione Veneto, non voglio far polemica, ma è in ritardo. Le strutture stesse regionali, tipo la direzione geologia adesso non esiste più, esiste un ufficio, cioè anziché aumentare quello che dovrebbe occuparsi, anche i tecnici che dovrebbero occuparsi di questi temi, si sta invece contraendo. Allora andiamo direttamente da Fausto Pozzobon, che sta guardando il cielo, anche se non c'è il cielo su questa stanza, ma lui sperava forse di vederlo. Cosa vuole dire Fausto Pozzobon, Lega Ambiente? Allora, 63 appunto l'Ordine dei Geologi, 1983 la prima legge sul suolo, sulla tutela del suolo, con tante, addirittura qualcuno che ha cercato di boicottarla. Se poi andiamo, ad esempio, per quel che riguarda, non so, il discorso cave, noi abbiamo avuto una legge che ha aspettato, la nuova legge ha aspettato 36 anni prima di essere approvata. E nel frattempo ognuno cercava di sistemare i propri impianti. Io credo che, io ho piacere di sentire il geologo che dice: questa regione che è tanto attenta a superstrade e cose di questo tipo, invece poi non si preoccupa dell'ordinaria amministrazione. Che vuol dire? Che vuol dire anche dragare i fiumi, che vuol dire anche intervenire. Attenzione, manutenzione ordinaria, non sempre straordinaria. Dicevamo prima, quando ci siamo conosciuti con questo gruppo, è possibile, secondo me, che se noi avessimo presentato, era possibile, secondo me, se avessimo presentato all'Europa un progetto per quel che riguarda la sicurezza idrogeologica, addirittura a debito, in debito, l'Unione Europea l'avrebbe capito, perché l'Unione Europea non accetta più assolutamente l'emergenza. Noi continuamente interveniamo in emergenza, perché ci troviamo di fronte al grosso problema e quindi a quel punto là interveniamo. Se noi facessimo un piano articolato in cui si va a spendere 2-3 miliardi l'anno per 4 anni, per 5 anni, magari i 5 anni di una legislatura, io sono convinto che l'Europa ci direbbe ok, perché abbiamo sempre sotto gli occhi i disastri che avvengono. Se pensiamo che addirittura i geologi vanno a lavorare all'estero, in un paese che avrebbe bisogno assolutamente di figure di questo tipo, si capisce perfettamente come non riusciamo a guardare più in là del nostro naso lungo quello di Luca Zaia, e secondo me bisognerebbe veramente che cominciasse a pensare a questa cosa. Allora, sentiamo Gianni Olivier, dopo aver sentito queste parole da questi ospiti, cosa vuole aggiungere dopo quello che ha detto. Intanto io vorrei contestare una sua parola. Sì. Lei, quando ha cominciato a parlare del Vajont,
ha pronunciato la parola incuria. Sì. Nel Vajont non c'è stata incuria. Tanto è vero che è stata fatta una legge che stabilisce il 9 ottobre di ogni anno la giornata dei disastri ambientali e industriali, e dentro c'è la parola incuria. E noi superstiti, una volta che era stata approvata parola dentro? Incuria, era stata già approvata dalla Camera, e prima che il Senato l'approvasse abbiamo fatto di tutto, anche tramite parlamentari friulani e bellunesi, di cambiare questa parola, perché nel Vajont non c'è stata incuria. Però c'era nel testo. È rimasta nel testo. Io volevo leggere 2 righe che ho scritto in una prefazione di un libretto di qualche anno fa, e ho fatto 2 righe sulla prefazione. Il 9 ottobre 1963, alle 22:39, si consuma il Vajont, la più grande tragedia provocata dall'uomo sul nostro pianeta, dovuta all'imprudenza, all'imperizia, alla negligenza, alla superficialità e al cinismo di persone senza scrupoli. È questa del Vajont la pagina più tragica, più dolorosa e più vergognosa della storia civile italiana, con l'olocausto di centinaia di vittime derubate della vita, della dignità della morte e di una cristiana sepoltura. Il 9 ottobre 1963, in pochi minuti, scomparvero dal nostro territorio secoli di storia, di cultura, di tradizioni. Allora, Gianni Olivier, io ho adoperato e continuerò ad adoperare questa parola che è nei testi, anche se lei giustamente mi fa rilevare che per lei è un'altra cosa, perché l'incuria è stata anche quella di non ascoltare il Monte Toc, che dava dei segnali, si chiama Toc perché dà quel suono, di qualcuno che nonostante la natura ci insegna che se l'ascolti, lei forse ti fa capire tante cose, qui mi rivolgo poi anche al geologo, perché tu mi chiudi e chi se ne frega, e io con l'acqua arrivo lo stesso, perché quello è il mio corso, tu puoi fare quello che vuoi, io arriverò in qualche maniera. Certo che la furbizia dell'uomo e la tecnologia, quello che riusciamo ad avere adesso, fa sì che quest'acqua vada da un'altra parte, ma io arrivo comunque, in qualche modo la natura arriverà su quel posto là, e tu che hai costruito su quel posto, io mi ricorderò e spazzerò via tutto. Allora io mi domando, se questi grandi pensatori dell'epoca, questo monumento, questa diga che vederla in scala, come io ho fatto vedere, fa già paura, avessero capito che forse bisognava stare molto più attenti, anche come esseri umani, come uomini, non come ingegneri, come uomini, uomini che hanno famiglia, che hanno figli, che hanno nipoti, e dire cosa sto facendo, questo serve, che pericolo c'è, cosa devo ascoltare. Forse non saremo arrivati a questa tragedia immane. Cosa mi dice, geologo? Io ho sentito tante volte parlare, si poteva evitare, non si poteva evitare. Alla fine degli anni '80 ero studente di dottorato, il coordinatore era il professore Edoardo Semenza, che quando era un giovane geologo aveva capito la pericolosità, perché in realtà si sapeva che c'erano delle frane. Si sapeva? Si sapeva che c'erano delle frane, chi viene da lì lo saprà bene, nella letteratura scientifica non c'era documentazione di frane così grandi effettivamente, e quindi ho sentito parlare spesso il professor Semenza di questa cosa. E adesso, dopo quasi 60 anni, dire si poteva prevedere, non si poteva prevedere. Speriamo che serva a qualcosa. È quello che però non è accettabile e che continua a non esserci una mancanza di cultura della prevenzione. Cioè io appunto sono nato dopo il 63, un anno solo dopo. La prevenzione. Però, non è più accettabile che non ci sia attenzione ai temi ambientali, che non ci sia una cultura della prevenzione, che si possa pensare di risolvere il problema del dissesto idrogeologico soltanto progettando grandi opere e non
avendo attenzione per il territorio, per la sua gestione, per la manutenzione soprattutto. Cioè, siamo ancora nell'illusione delle grandi opere, purtroppo. Pozzobon. Sì, secondo me ha ragione Olivier quando dice non è incuria. Io arrivo a dire che è cinismo. Perché? L'ho sentito. Perché in pratica c'erano tutti i segnali, la gente diceva queste cose qua e ufficialmente le diceva, non era così il chiacchiericcio. Eppure a un certo punto hanno dato l'ordine di continuare a riempire il bacino. Qua c'è cinismo, cioè si sapeva che si andava a finire così. Pensate, I tecnici in quel caso là hanno... C'era anche il geologo austriaco che era intervenuto, Müller, che è intervenuto e che aveva detto state attenti perché qua si sta spostando il bosco. Non è possibile questo, non è possibile che di fronte a segnalazioni di questo tipo si continuasse con l'opera, si doveva assolutamente arrivare a produrre energia, la SADE doveva produrre energia idroelettrica perché c'era il miracolo economico e c'era tutto il discorso. Ma no, questo è cinismo, questo non è assolutamente incuria, è cinismo. Olivier, cosa vuole aggiungere? Per inquadrare un po' la situazione di allora, mi voglio riferire a questo episodio. Il presidente della provincia di Belluno, all'epoca, l'avvocato D'Aborso, si era recato a Roma per far presente la situazione del Vajont. Quando è tornato in consiglio provinciale ha riferito che la SADE è uno Stato nello Stato. Eccolo qua. Parole sì, sue. Anche la mafia è Stato nello Stato, no? Le mafie, Pozzobon. Riferendomi ancora al discorso del geologo lì, già la frana era stata individuata 3 anni prima, perché Edoardo Semenza aveva intuito che si trattava di una paleofrana che era lì ferma. Addirittura il geologo Leopold Miller di Salisburgo, come faceva riferimento il signore, aveva anche quantificato il volume. Sì. Dicendo che si trattava sull'ordine di 200 milioni di metri cubi. Da allora siamo nel 1960, quando il 4 novembre cade la prima grossa frana, grossa allora, piccola, che è 400 volte più piccola, e si accorgono della fessura su in alto, la frana comincia a scivolare verso il lago. Lentamente, perché si parla di qualche millimetro al giorno, quindi solo gli strumenti la rilevavano. Tanto. Però il problema che già i geologi, soprattutto il Semenza, avevano messo in rilievo era com'era il piano di appoggio. Era poco inclinato o tanto inclinato? Perché se la frana appoggiava su un piano poco inclinato difficilmente sarebbe andata giù. Ma se il piano è molto inclinato, quando si comincia a invasare il bacino e l'acqua comincia a penetrare nella frana, la frana si appesantissima. Sì. Così è stato. Guardiamo il prossimo servizio. Che è importante non dimenticare queste tragedie, no? Contro la tendenza purtroppo così frequente di lasciare indietro il passato, no? E di non farne anche, come dire, insegnamento per il presente, questo credo, no? La solidarietà, tutto quello che comporta, diciamo, il ricordo, nel senso positivo, no? Evitare errori, costruire un mondo migliore. Quindi è veramente importante tornare su questi luoghi. Per me è la prima volta che vengo qui, quindi mi sento anche particolarmente emozionato. E noi la ringraziamo, no, perché è importante, è un messaggio che lei sta dando. Sì, certo. E quindi speriamo davvero che soprattutto le giovani generazioni siano, come dire, siano rese partecipi di questi avvenimenti.
cardinale sta guardando attentamente tutte le foto, è anche molto colpito. Si vede che è la prima volta che veramente vede certe immagini. Sono delle foto in bianco e nero che raccontano benissimo quello che è successo, la disperazione, la distruzione. Tutta la Valle del Piave è un cimitero. Fa venire i brividi questa immagine, vedi veramente cosa riesce a fare l'uomo per non stare un po' attento a questo territorio meraviglioso che la natura ci ha regalato. Sì, è una riflessione, credo, che viene spontanea di fronte a queste immagini. E veramente alla fine non si sa proprio che cosa dire, no? Soltanto ci si sente impotenti, ecco, e senza parole, soltanto un grande vuoto e un grande silenzio, ecco, pensare a tutta questa gente, ecco, poi donne, bambini, giovani, più di 400 giovani che sono stati così stroncati nel fiore della vita, davvero, ma come dicevamo prima, ecco, speriamo di riuscire a imparare da queste cose. Questo sarebbe già abbastanza, no? Ecco, di fronte all'enormità di questa tragedia non ci sono parole, non ci sono commenti, però dico, almeno ecco, noi che siamo rimasti qui, noi che continuiamo, le generazioni che vengono, che imparino a non ripetere questi errori. Ci sono situazioni nella vita delle quali è molto difficile parlare e si vorrebbe soltanto fare silenzio fuori, ma fare silenzio soprattutto dentro. E questa che stiamo vivendo, questo momento, questa giornata poi particolare di commemorazione di tutti i nostri defunti, è una di queste situazioni. Per cui io non vorrei dire tante parole, il mio animo è pieno di tristezza e di commozione per questa visita e ringrazio tutti voi, ecco, ringrazio i vescovi, ringrazio i sacerdoti, ringrazio le autorità, ringrazio tutti voi fratelli e sorelle che mi avete permesso di fare questa esperienza e di essere qui in mezzo a voi in questa occasione. Quindi silenzio, vorrei soltanto lasciare 3 parole e la prima parola è memoria.
Ecco, appena arrivato mi è stato detto da più parti, ecco, questa è l'occasione per fare memoria di quanto è successo. E c'è il museo, più ancora del museo ci sono i sopravvissuti, ne ho incontrato prima una, ecco, che sono qui appunto per ricordarci quello che è successo, per ricordarci di fronte ad una cultura, ecco, di fronte a una temperie anche culturale e sociale che tende a dimenticare in fretta, soprattutto tende a dimenticare le tragedie. Ed invece noi abbiamo il dovere di ricordare. Abbiamo il dovere di ricordare perché queste persone che hanno perso la vita in queste situazioni, ecco, rimangano vive nel nostro mondo. Abbiamo il dovere di ricordare perché queste tragedie non si ripetano più. Ed allora viviamo questo momento come un momento di memoria. E poi la seconda parola, la parola è solidarietà. Di fronte all'immenso dolore umano, la risposta più vera, la risposta più sincera è quella di mettersi accanto di chi soffre e di condividerne fino in fondo la realtà di dolore e di sofferenza. Quanto è avvenuto anche qui, quella giornata del 9 ottobre del 63 e poi successivamente nei mesi appunto che sono seguiti alla tragedia. La solidarietà di tante persone, ecco, che si sono messe vicine, hanno aiutato. Condividere il dolore, aiutare le persone a vivere queste situazioni così drammatiche è un imperativo che dobbiamo sentire dentro di noi. E la terza parola, memoria, solidarietà, è la parola speranza. Ecco, noi siamo qui a celebrare l'Eucaristia, noi abbiamo ascoltato una parola che è più grande di ogni nostra parola, è la parola del Signore. E questa parola ci parla di una realtà di cui non abbiamo immediata esperienza, ma alla quale aderiamo intimamente, perché è la luce che illumina tutta la nostra vita. E cioè, come ci diceva la prima lettura, la vita degli amici di Dio non è tolta ma trasformata. Le loro persone, ecco, le loro anime sono nelle mani di Dio. E così ci ripeteva anche il libro dell'Apocalisse, la pagina dell'Apocalisse, quando ci diceva che non ci sarà più né lutto né morte. E poi anche le Beatitudini, che parla proprio di una trasformazione da situazioni di dolore, da situazioni di disagio, eccetera, a situazioni di felicità e di beatitudine, ecco, che il Signore darà ai Suoi eletti. Allora noi siamo qui per ricordare davanti al Signore, quindi nella preghiera, le anime di tutti coloro che hanno perduto la vita nella tragedia del Vajont, ma siamo qui anche per rinnovare la nostra fede. Senza questa fede è impossibile andare avanti, io lo credo profondamente. Certo, ognuno vive la sua esperienza, ci sono persone anche che non credono, però di fronte a situazioni terribili, ecco, dove possiamo trovare delle risposte? Dove possiamo trovare delle luci? Dove possiamo trovare degli aiuti per andare avanti? Noi crediamo che questi aiuti ci vengono dal Signore, dalla Sua parola, dalla fede in Lui. Ed allora questo è un momento per rinnovare la nostra fede, per crescere nella fede, per vivere secondo la parola di Dio, sicuri che tutto il dolore del mondo non andrà perduto, ma che Dio lo raccoglierà e che saprà trasformarlo nella beatitudine del suo regno. Allora, cari fratelli e sorelle, viviamo questo momento proprio come un momento di memoria,
un momento di solidarietà e un momento di speranza che nasce dalla fede. E il Signore ci aiuti a tradurre questi sentimenti nelle opere di tutta la nostra vita, e così sia. Sindaco Grones, il cardinale Pietro Parolin ha detto 3 parole: memoria, solidarietà, speranza. Sono parole molto toccanti, che ho sentito che le pronunciava proprio con il cuore, soprattutto con la speranza di un mondo migliore, soprattutto per quei giovani, per quei bambini che stanno crescendo innocenti rispetto a questa mano terribile dell'uomo che non si sa mai dove può colpire. Cosa si sente di rispondere a un cardinale che per la prima volta vede questo ossario, perché è un ossario, non so, non è neanche un cimitero, non si può dire cimitero, non riesco a chiamarlo cimitero, a questa strage immensa, a questo cemento ancora una volta su questo freddo, lugubre. Lei cosa vuole dire? Ma le parole del cardinale sono parole molto toccanti, importanti. La speranza, sì, la speranza è importantissima per tutte le persone che hanno vissuto quella drammatica tragedia, ma anche per chi vive la montagna. Sappiamo benissimo che ora l'attenzione all'ambiente, al territorio, la sicurezza del territorio è molto cambiata rispetto allora. Viene data molta più attenzione in termini di sicurezza e realizzazione delle opere, certo. Qualcosa bisogna pur fare, penso come dicevo prima, alle opere di mitigazione dei rischi che ci sono, alle opere in alveo, agli argini, ai ponti. È brutto vedere il cemento in montagna, però serve. Lei prima accennava al viaggio che ha fatto per arrivare a Longarone. Sì, lì c'è una zona industriale che è stata realizzata forse troppo in fretta, però lì si poteva fare, lì è stata fatta. Però basta copiare, sa sindaco, non serve mica fare tanta strada. Però quelle opere lì sono servite a dare da lavoro a tantissime persone del Bellunese e di Longarone. E sono servite poi su questo, a dare un po' di speranza a quelle persone sopravvissute. Sì. Però si poteva lavorare in maniera diversa. La manodopera è una cosa, il buon senso è un altro, anche perché abbiamo una tecnologia e la possibilità di fare quello che vogliamo, anzi di abbellire sempre di più. Però sono opere che hanno molti anni. Vabbè. Oggi non si lavora più così. Gliela buono, sindaco. Prossimo servizio. Addio.
Raccontare cosa accadde in queste vallate a inizio degli anni 60 è uno sforzo titanico, prima di tutto per i cuori e i lamenti di chi ha vissuto quegli anni, una ferita che non si rimargina e alla quale per decenni si sono aggiunti tassello dopo tassello colate di indifferenza e soprusi. Perfino odiosa sfacciataggine, sino a rigare i volti dei tanti ancora qui residenti ed erigere uno scudo di rabbia nella loro fiducia ancora più forte di quello lassù, incastonato nella montagna. Spiegare cosa fu la tragedia del Vajont, semplicemente il Vajont, come dicono qui, è una fatica di cuori, carattere e rabbia. Per tutti, chi ha rimosso, chi da allora ha scelto di non parlare, tenere la bocca serrata più saldamente di qualsiasi chiusa idraulica. Ma come l'acqua, il corso delle parole trova sfogo, si scava un canale nell'indifferenza per fluire verso la verità. Quella notte il disastro ha avuto questa dinamica. Sulla nostra destra qui vediamo in sinistra orografica tutta la parte di montagna che è scesa, che si è staccata quella notte. Si è staccata in un unico blocco e ad una velocità che si ritiene avesse raggiunto i 90 km all'ora. Un'estensione, una montagna molto estesa, circa un fronte di 2 km, è precipitato violentemente, velocemente nell'invaso, creando 3 grandi onde. Una prima onda è stata realizzata e si è alzata per circa 200 metri, raggiungendo le prime case di Casso che vediamo di fronte a noi, distruggendo i tetti di alcune case. Abbiamo un segno tangibile anche di un masso che è penetrato dal tetto della chiesa ed è sull'altare della chiesa di Casso. Questa onda è ridiscesa e poi si è incanalata verso la valle del Vajont. Una grande massa invece che è di acqua che è stata schiacciata dalla montagna verso la muraglia della diga è stata invece sbalzata e creando un'enorme onda che si è incanalata direttamente lungo la valle del Vajont per aprirsi poi su quella del Piave, mentre a monte si è creato un lago con un'onda che ha spazzato via i nuclei abitati lungo le sponde del lago e miracolosamente però salvando anche l'isolato, il nucleo di Erto. L'onda che ha preso la strada della valle naturalmente ha preso energia, ha preso più forza perché la valle è molto stretta ed è molto angusta e serpeggiante, finché ha trovato l'apertura della valle il primo paese di Vajont, spazzandolo e creando addirittura in prossimità di questo luogo una buca di circa 40 metri di profondità sul greto del Piave. Quest'onda ha investito direttamente Longarone, spazzando Longarone, Pirago, Rivalta. Ecco, una parte di essa si è aperta verso nord, spazzando via la parte più periferica, più verso il Piave del paese di Codissago e naturalmente spazzando via la zona di Malcolm, e un'altra parte invece ha trovato sfogo libero verso il letto, verso Belluno, verso la Val Belluna, sul letto del Piave che lì si allarga. La sera del 9 ottobre 1963 furono 2000 le vittime, 1918 stimate secondo il dato ufficiale, ma anche su questo non v'è certezza. Solo 703 i corpi identificati, 761 quelli non riconosciuti, perché morire nel Vajont è stato uno scempio della natura umana che ha violentato volti e vite. La stragrande maggioranza delle persone non venne mai più ritrovata e i familiari ancora oggi sono combattuti tra l'attesa e la speranza o la rassegnazione. Allora, io adesso mi rivolgo al geologo Zangheri. Ho visto che Fausto Pozzobon si era commosso nei primi servizi. Sono immagini toccanti, immagini recentissime, non parliamo dell'altro giorno, però quando le vedi ancora ti viene una rabbia dentro e dici perché è successo questo. Ecco, io mi rivolgo al geologo. Lei dirà, e anche ha spiegato bene prima,
è una vita che sento, si poteva, non si poteva. Noi invece pensiamo, io penso che dobbiamo continuamente porci queste domande e porle a qualcuno che magari ci sta ascoltando questa sera, che si ricorda magari di qualche firma sbagliata, di qualche concessione sbagliata e magari quando va a letto dice ma forse è meglio che prima ci pensi prima di mettere una firma o dare un'autorizzazione. Secondo lei prevenire non è anche far vedere queste immagini? Quello sicuramente. Il cardinale prima diceva memoria, solidarietà, speranza, sintetizzando veramente in modo esemplare. La cosa. Se noi andiamo a guardare, in Italia c'è una rete di solidarietà veramente eccezionale. Cioè, se noi pensiamo alla protezione civile, anche semplicemente qui in Veneto, è una macchina che funziona veramente perfettamente, cioè che poi è migliorata, cioè dal 76, dalla tragedia del Friuli a oggi, è veramente migliorata moltissimo. Cioè quando c'è un evento drammatico, un terremoto, sono i primi a partire. Cioè, c'è questo sistema che coinvolge sia il pubblico che la solidarietà diffusa, perché poi la protezione civile è fatta da tantissimi volontari che dedicano appunto il loro tempo, e abbiamo una macchina che funziona perfettamente. L'abbiamo visto anche l'anno scorso quando c'è stato Vaia, ma c'è stata tutta l'emergenza sul Piave che era ai limiti dell'esondazione. Quando parliamo di memoria invece, poi vabbè, cristianamente ha un suo significato a cui probabilmente si riferiva Parolin, ma quando parliamo di memoria invece pare che abbiamo tutti un po' di arteriosclerosi in questo paese. Molta. La Teresina invade i cervelli. La Teresina invade i cervelli. E quindi il fatto che si faccia memoria di questo, anzi io credo che c'è andato anche mio figlio, studente del conservatorio, qualche settimana fa sul Vajont e ha sentito i sopravvissuti che parlavano di queste cose. Cioè, queste cose sono utilissime, cioè, bisogna fare memoria. Se si vuole fare prevenzione bisogna avere coscienza di quello che è successo in passato per mancanza di conoscenza, per mancanza di previdenza e così via. Quindi questo è veramente fondamentale. Chi si dedica a far memoria di questa cosa, facendo anche un po', come diceva lei, da cassa di risonanza a chi deve firmare, a chi deve decidere, a chi deve amministrare e quindi deve scegliere se i soldi vanno in una direzione oppure in un'altra. Quindi questo è proprio una perciò condivide le mie parole. Grazie. Pozzobon. Sì, volevo giustificare qualche lacrima, nel senso che mi ha fatto specie quel discorso, quel ricordo di prima, quello in cui si parlava di questa famiglia che era rientrata. E ancora si commuove. Vero Pozzobon. Guardiamo il prossimo servizio perché non abbiamo finito di farci male stasera, poi continuiamo. Continuiamo dopo Pozzobon, perché allora guardiamo questo, così si fa male una volta solo. Non è soltanto il cimitero di Fortogna a lasciare perplessi i familiari delle tante vittime. Anche Longarone pare essere definita poco vivibile, troppo poco simile alla vecchia cara Longarone, della quale molti sembrano essersi dimenticati. E ancora, la denuncia della scarsa volontà di ricostruire un'identità collettiva, la stessa identità spazzata via dalle acque. Se andiamo a guardare strutturalmente, Longarone è stata ricostruita a fine anni 60, primi anni 70, con un'architettura di certo, chiamiamola razionale, minimalista, non lo so, definitela come volete, ma noi abbiamo cercato, attraverso anche i finanziamenti che abbiamo ottenuto, di poter riqualificare Longarone. Certo, abbiamo riqualificato quello che abbiamo lavorato su ciò che già esisteva.
Però vedete, quando parliamo di, dobbiamo fare un distinguo sia nel cimitero sia per Longarone. Un conto è dire mi piace o mi piaceva più diversamente o preferivo questo o preferivo quello. Però è logico che il vecchio longaronese pensi alla vecchia Longarone, anche perché effettivamente dal punto di vista architettonico era sicuramente più pregevole. È altrettanto logico che chi era abituato ad andare al cimitero delle vittime, io stesso, perché anch'io ho avuto delle vittime, ero abituato, seppure ormai malandato, ma ero abituato a vedere un certo cimitero, quindi un impatto emotivo di diversità, questo lo si può notare. Però dire che non abbia una dignità questa architettura, sappiamo che fa parte della storia, quindi la storia di allora per Longarone era questa, l'architettura di allora era quella. Oggi l'abbiamo riqualificata, mi sembra che il centro si presenti assolutamente in maniera dignitosa e anche qui, ripeto, lo dicono chi viene a Longarone, chi da tanto tempo non passava e passa adesso. Che cosa sta facendo l'amministrazione comunale per ridare questa identità? Allora, innanzitutto abbiamo cercato di mettere in piedi un'istituzione, più che un istituto, ci chiamiamo proprio istituzione perché per me rappresenta qualcosa di vibrante, di forte per il futuro, che deve sopravvivere a qualsiasi amministrazione di qualsiasi colore, che è la Fondazione Vaillant. Noi dobbiamo cercare di fare in modo che di Vaillant se ne parli, non per autoproselitismi o per piangerci addosso, perché la nostra gente non è abituata a questo e l'ha dimostrato. Bello o brutto, comunque la gente si è rimboccata le maniche e ha ricostruito un paese. Difficile è ricostruire una comunità perché anche qui è solo la storia che lo può fare, in quanto se uno non sente le proprie origini radicate sul territorio, difficilmente si identifica anche con quel territorio. Longarone nel post-Vaillant, grazie anche alla più grossa zona industriale, ha avuto anche un certo turnover di persone, un certo giro di persone, di famiglie che passavano per Longarone perché c'era il lavoro, ma è stata solo una questione temporanea. Chi c'è, diciamo la parte dei nuovi longaronesi, a cui va dato comunque il merito di aver contribuito alla ricostruzione di Longarone e di creare i longaronesi di adesso, bisogna lasciare, a mio modo di vedere, ancora alcune generazioni affinché anche le generazioni future possano dire i miei padri, i miei nonni erano di Longarone. Lei quanti anni ha? Io ho 38 anni. Difficile fare il sindaco di una popolazione che ha passato quello che ha passato? Difficile perché primo sono il primo sindaco che non c'era nel 63 perché sono nato dopo. Poi perché ho avuto la responsabilità di gestire delle risorse straordinarie legate appunto alla tragedia del Vaillant e che, dalle quali c'erano delle aspettative della gente sia sulla riqualificazione sia in merito all'investimento sulla memoria proprio. Terzo perché comunque oggi amministrare non è cosa semplice, anche se ci sono le risorse, in quanto, vabbè, questo è un altro tema, la burocrazia non ci aiuta sicuramente a portare a termine le cose come vorremmo. Quindi quale qualità, secondo lei, il sindaco di Longarone è tenuto a mostrare forse più di qualsiasi altro sindaco? Umiltà e onestà. Questo era l'ex sindaco di Longarone al quale Fausto Pozzobon vorrebbe rispondere. Sì, ecco, e così ritorniamo anche al discorso di prima. Prego, al di là del sindaco, che mi pare abbia detto cose così, sicuramente poco addentro alla questione, è facile parlare così, sembra accademia, insomma, quella che ha detto l'ex sindaco di Longarone. No, io volevo dire perché mi ero emozionato prima. E quella questione, quella famiglia che era rientrata, addirittura la bambina aveva un nome francese. Sì. E poi il fatto che io ho accompagnato centinaia di ragazzi a vedere e a toccare con la mano, addirittura a disegnarci anche sopra la diga, in questo cemento armato così resistente, così, che in pratica ha determinato questo salto d'acqua che poi è andato a ghermire queste persone. Addirittura tipo, qualcuno me ne parlava, tipo grande bomba atomica che ha spaccato i corpi, che li ha un'onda d'urto. L'onda d'urto, ecco. E l'ho vissuto così e vi dico, abbiamo fatto decine di uscite per centinaia di bambini che sono venuti là, bambini della scuola elementare, quarta, quinta e anche qualche classe della prima e della seconda media. Io credo che bisognerà continuare sul discorso della memoria.
Certo. Bisogna continuare, bisogna che effettivamente, come diceva anche prima Olivier, che ci sia qualcosa all'interno dei libri di storia, veramente, dei libri di geografia, se non vogliono parlare della storia, voglio dire, no? Allora io credo che nel messaggio di Parolin, io stimo una persona, io non sono cattolico, ma insomma... Erano parole sincere quelle che ha pronunciato. Certo. Parolin ha anche detto dobbiamo rispondere ai giovani. Certo. E qua mi pare, ed è anche così il segno di Francesco, per dire, no? Bisogna rispondere ai giovani che si stanno mobilitando per quel che riguarda l'ambiente. Perché guardate, non è mica tanto vero che è passato tutto. Io ho presente una serie di interventi in somma urgenza, senza valutazione di impatto ambientale, anche nel letto che sembra tranquillo, quello del Medio Piave. Certo. 1 milione di metri cubi 2011-2012. Portati via ai 2 letti, quando in pratica invece bisognava restare e fare manutenzione ordinaria, non la manutenzione sempre straordinaria, perché bisogna portare via tanto per ingrassare sempre i soliti. Certo. E poi a un certo punto io ho presente dai 70 ai 75 milioni di metri cubi per ricostruire la piattaforma dell'aeroporto di Terceira. Certo ma vogliamo portare via l'oro bianco, cioè la ghiaia della Piave, per fare... Si poteva trovare qualche altra roba, qualche risultato, ad esempio, di cave che purtroppo c'erano nelle nostre montagne, nelle nostre colline. Invece no, si è venuti a prendere perché era molto più comodo. C'era l'autostrada da fare, c'era quindi la possibilità. Questo è il meccanismo infame che corre tra la politica e gli affari. Tempo fa io sono andato a fare il relatore da Don Ciotti, quindi a Libera, e le ho esposto che cosa sta accadendo in Piave. E qualcuno, anzi l'avvocata di Libera, che aveva fatto il sindaco anche in Sicilia, mi ha detto: guarda che queste cose qua, come le racconti tu, accadono in Sicilia e noi li chiamiamo mafia. E con queste parole noi chiudiamo la prima parte, diamo voce a questa meravigliosa cantante che abbiamo, Francesca Simone, che ci tirerà un po' su di morale in questa valle di lacrime. Con quale canzone? Messico e nuvole. E vai. Di Paolo Conto. Lei è bella, lo so, è passato del tempo ed io ce l'ho nel sangue ancora. E vorrei, sì, vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Questi son sentimenti di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America. Il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico e nuvole, la faccia triste dell'America. Il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh. Intorno a lei, una chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. È il mio amore
per lei, che i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolore. Sì, ma questi son sentimenti di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento suona la sua armonica e voglia di piangere, Messico e nuvole, il faccia triste dell'America, il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh. Chi lo sa come fa quella gente che va fin là per pronunciare un sì, quando sa che è già provvisorio l'amore che c'è, sì, ma forse no. Sì, ma queste son situazioni di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il Messico davanti a me, Messico e nuvole. Bravissima, bravissima Francesca Simone. Il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento suona la sua armonica, che voglia di ridere, oh. La musica di Angela, tra pochissimo, non cambiate canale. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I would offer you a warm embrace to make you feel my love. When evening shadows and the stars appear and there's no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. I know I haven't made your mind up yet, but I would never do you wrong. And I know it from the moment that we met, no doubt in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue, and I go crawling down the avenue
nothing that I would not do to make you feel my love. The storms are raging on the rolling sea and on the highway of regret. The wind of change are blowing wild and free. You ain't seen nothing like me yet. I could make you happy, make your dreams come true. There is nothing that I would not do. Go to the end of this earth for you to make you feel my love. There is nothing that I would not do to make you feel my Bravissima, bravissima. Facciamo un applauso a Francesca Simone con questa bellissima e delicatissima canzone. Io intanto direi alla regia se riesce a mandare questa foto che loro hanno, perché la volevo commentare. Eccola qua, Olivier. Io so che lei ci tiene molto a questa foto. È una foto molto toccante. Barbaramente e vilmente trucidati per leggerezza e cupidigia umana. Attendono invano giustizia per l'infame colpa, eccidio premeditato Vaillant. Però dietro a questa foto ci sono anche tanti nomi che io consegno al nostro, e ringrazio di essere qui, Gianni Olivier questa sera, perché è una serata particolare dove speriamo di far capire qualcosa, soprattutto di riflettere. Legga i nomi di questa... Allora, questa era una famiglia che abitava a meno di 100 metri da casa mia. Il papà era un gelatiere, che a Longarone è terra di gelaterie, e come ogni anno lui era in Germania con la famiglia. Allora le scuole iniziavano il 1° ottobre. Lui qualche giorno prima torna dalla Germania con la moglie e i 3 figli, li lascia a Longarone e lui torna in Germania. Quella notte muoiono la moglie di 32 anni, 3 figli, uno di 7, uno di 5 e uno di 4, la cognata di 38 anni, una nipote di 19 e suo padre. Pensate. E lui fa questa lapide che era presente nel vecchio cimitero fino al 2003. E voglio raccontare anzi un aneddoto su questa foto. È una cosa molto, non so come, triste. Lui l'aveva appena messa questa lapide quando un giorno era lì, nei primissimi giorni dopo la catastrofe, di fronte. Lui ne ha trovati 3. 2 li ha messi vicini, infatti la lapide prendeva 2 croci. Il terzo invece è stato trovato successivamente, quindi si trova in un'altra parte. E lì davanti a queste 2 croci di questi 2 trovati, quando si sente battere sulla spalla, si volta e sono 2 della questura di Belluno in Borghese che gli dicono: chi è che ha fatto questa lapide? Io l'ho fatta, ha detto. Lei la deve togliere. Questa lapide non può stare nel cimitero. La interrompo perché abbiamo al telefono, e sono onorata di averla a telefono, la dottoressa Marina Leicis, che è consulente ambientali Terra No Fas.
Buonasera dottoressa, grazie per essere qui con noi, anche se non fisicamente, ma con la sua voce, sentiamo la sua presenza, io la sento. Dopo queste parole, questi disastri che abbiamo sentito, cosa ci racconta dottoressa, cosa sta succedendo alla nostra terra, al nostro territorio, specialmente terra NoFas? Allora, in qualità di consulente della Terra dei Fas, consulente ambientale, io mi sono occupata in particolare appunto della contaminazione dell'area della terra e delle acque della regione Veneto. Questa contaminazione, va detto che da scala italiana e europea ha raggiunto la scala mondiale. Cosa vuol dire? Che le industrie precedenti come la DuPont e la 3M, che hanno comunque prodotto queste sostanze perfluoroalchiliche e derivati, il grado di contaminazione non è nemmeno paragonabile a quello del Veneto, della provincia di Vicenza e di tutte le province, perché non ha solo interessato le acque potabili della provincia di Vicenza, Verona e Padova, ma ha interessato anche le acque superficiali del bacino del Frate Gorzone, che, come più volte ho precisato anche nelle mie perizie, ha raggiunto il mare e quindi riesce addirittura a lambire la laguna di Chioggia. Dottoressa, cosa possiamo fare per fermare questo inquinamento? La scienza, la ricerca, la tecnologia ci possono aiutare, ma se l'uomo, specialmente la politica, non inizia a capire di fare prevenzione, di tutelare il territorio, cosa possiamo fare noi? Ecco, allora noi, inteso noi come singoli cittadini, possiamo costituirci in comitati, possiamo chiedere che valga il principio di prevenzione e precauzione e che quindi il rischio sanitario sia al primo posto e anche quello ambientale. E possiamo e dobbiamo chiedere alla politica regionale e nazionale limiti più restrittivi. Vi faccio un esempio: per queste sostanze perfluoroalchiliche era il 7 gennaio del 2016, nella mia seconda perizia, io dichiaravo che queste sostanze perfluoroalchiliche persistenti nell'ambiente, bioaccumulabili negli esseri viventi e neurotossiche interferenti con gli ormoni e anche cancerogene per l'animale e potenziali cancerogeni per l'uomo, dovevano avere una concentrazione prossima allo zero. Ripeto, era gennaio 2016. Che cosa è successo? Nel frattempo sono stati emessi solo valori obiettivo praticamente. Gli unici valori limite che hanno quindi anche vero valore legale sono quelli del ministro Galletti di luglio 2016, che diceva che nelle falde, quindi le acque più preziose che noi abbiamo, per le generazioni future peraltro, il limite era addirittura di 1000, 2000, 3000, 6000, ecco, quindi nanogrammi litro. Capite che il range di paragone è pazzesco, quindi se noi vogliamo tutelare veramente le acque per le generazioni future da queste sostanze chimiche emergenti molto pericolose, tossiche, bioaccumulabili, è chiaro che dobbiamo dare un valore prossimo allo zero, non so se mi sono spiegata. Benissimo dottoressa, però io vedo che queste udienze vengono continuamente spostate per arrivare al processo. Come mai sta succedendo questo e cosa vuol dire come ultima frase alle mamme NoFas che la stanno ascoltando? Allora, innanzitutto sia alle mamme NoFas che a tutti i comitati, chi avente di diritto, dico di andare avanti, perché questo è un disastro ambientale su scala mondiale, ok? E rispetto al caso della DuPont non ci sono termini di paragone, ecco, e pertanto ci sono già i risultati negli esami del siero, del sangue di questi figli e di queste mamme, e che sono anche risultati ormai conclamati e preoccupanti. Quindi, e sappiamo anche che l'unica fonte, l'unica sorgente di questa contaminazione è la Miteni, ex Rimar Ricerche Marzotto, che dagli anni 60 ha prodotto queste sostanze. Ma vorrei dire una cosa anche ai giudici che seguiranno queste cose. Vorrei dire che prendano in considerazione, affinché non avvenga il rischio che vada tutto in prescrizione all'italiana,
che prendano in considerazione l'omissione della bonifica, perché questo è l'unico parametro che ci permette di non andare nella prescrizione. Grazie, grazie dottoressa Leicis, spero di averla ospite prossimamente, ci racconterà queste udienze come se si svolgeranno, perché c'è sempre un punto di domanda e poi vedremo dove andremo a parare. Grazie dottoressa, buona serata. A voi e buona continuazione. Buona serata anche a lei, grazie, grazie. Buona serata. Allora, abbiamo sentito cosa ha detto la dottoressa Marina Leicis, consulente ambientale Terra No Fas, e allora adesso sentiamo il punto di Leopoldo Bottero. Buonasera a tutti. Ci ricordiamo in questi giorni di due cose molto gravi che sono successe sul nostro territorio. La tragedia del Vajont, la più grande tragedia ambientale causata dalla mano dell'uomo. La conta dei morti non è ancora precisa. Penso che per quanto riguarda la dinamica, il sigillo a tutti i documentari sia stato quel famoso intervento magistrale di Paolini in televisione in cui ha spiegato tutti i passaggi, dal quale la cosa peggiore che è saltata fuori, oltre a tutto il comportamento di chi dirigeva i lavori, è stato come hanno avuto il permesso. Pochi lo sanno, ma il permesso per fare la diga lì sul Monte Marcio nessuno voleva darla, al Ministero i tecnici avevano detto guardi non se ne fa nulla, ma l'8 settembre del 1943 sono scappati tutti, è rimasto un funzionario che per una manciata di lire dell'epoca ha messo il timbro dove non doveva metterlo. Poi l'anno scorso abbiamo avuto Vaia. Vaia ha colpito in tutto il nord-est, dal Trentino fino a quasi alla Croazia, e diciamo che in Veneto ha fatto danni soprattutto in provincia di Belluno, passando per l'altipiano di Asiago. Alcune zone dell'altipiano sono tornate alla prima guerra mondiale. Qualche problema lungo il Piave, ma soprattutto i boschi, ma non solo i boschi, anche tante opere pubbliche della zona di Belluno e provincia, dell'alta parte, la parte alta della provincia. Da una parte è andata abbastanza bene perché i morti potevano essere dozzine, invece per fortuna pochi, fortuna insomma per quelli che sono rimasti vivi, perché quei 5 che sono morti non hanno avuto per niente fortuna. E questa qui potrebbe essere vista come una catastrofe naturale, ma sappiamo bene che non è così. Sappiamo bene che è frutto dei cambiamenti climatici che vengono provocati da noi, e la cosa sorprendente è che molti paesi al mondo non fanno nemmeno finta che sia importante intervenire. Guardate, io come tanti altri faccio un po' di politica e il primo punto all'ordine del giorno è consegnare ai nostri figli un ambiente dove possano vivere. Questo, secondo me, dovrebbe essere il primo punto per tutti i partiti e per tutte le persone. Se andiamo avanti così, Vaia l'anno prossimo non andrà solamente nel Bellunese, verrà anche giù in pianura. Buonasera e buon ambiente a tutti. Il punto di Leopoldo Bottero l'abbiamo sentito. Io so che lei, Gianni Oliviero, questa sera ci deve lasciare perché deve rientrare e non è così semplice la strada, non sono 10 minuti. Con quali parole, con quali frasi ci vuole lasciare? Io vorrei leggere 3 documenti diversi uno dall'altro, però emblematici, che fanno capire cos'era il Vajont prima e poi dopo. Allora premetto che dopo la frana del 4 novembre del 60, visto che i geologi, e mi riferisco in particolare a Semenza e a Miller, avevano detto che la frana era inarrestabile e l'avevano anche già quantificata, la frana, una volta caduta, avrebbe diviso il bacino in 2 parti. Per cui era necessario, visto che la condotta forzata che parte per la diga, per la centrale era a ridosso della diga,
bisognava collegare il lago che sarebbe rimasto al di là con il lago vicino alla diga. Quindi hanno costruito una galleria di bypass, chiamata Galleria di Sorpasso. Poi hanno dato incarico al professor Ghetti dell'Università di Padova di costruire a Novi di Vittorio Veneto un modello della valle del Vajont con tanto di diga, Monte Toc, la valle, e fare delle prove di caduta della frana per vedere a che punto l'acqua poteva passare sopra la diga. A parte che, come ho letto anche recentemente, il professor Ghetti non era in possesso di alcuna relazione geologica e poi i dati che la SADE gli aveva forniti erano sottostimati, le prove furono 22. E io vi voglio leggere la relazione di una delle prove. Leggiamola allora. Che è importante. Il 19 settembre 1961, al Centro Modelli Idraulici di Novi di Fadalto, si effettuava una prova di caduta della frana nel modello del bacino del Vajont, realizzato per conto della SADE. Alla prova assistevano il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l'ingegner Giovanni Padoan, e il Presidente della quarta sezione, l'ingegner Curzo Battini. Come si legge nell'appunto di cantiere dell'ingegner Fiorentini, che era l'assistente di Ghetti che faceva gli esperimenti, parole virgolettate queste, durante la visita dei due alti funzionari ministeriali, una parte della ghiaia che simulava la frana non era stata mossa allo scopo di non mostrare onde eccessive. Questo è il primo documento. Questo è il documento che mostra come non si esitasse a ingannare le autorità ministeriali di controllo. Questo prima. Il 10 ottobre, il giorno dopo la devastazione della valle, Longarone non esiste più, la valle è un cimitero, il numero 1 dell'NSA, dell'ingegner Biadene, manda un telegramma al suo vice, l'ingegner Mario Pancini, che era andato in America pochi giorni prima, aveva chiesto le ferie. Longarone non esiste più. Questo è il testo del telegramma. Lo legga. Improvviso crollo, enorme frana, ha provocato tracimazione diga Vajont, con gravi danni Longarone. Stop. La diga ha resistito bene. Il terzo documento? Terzo, a voi poi il commento, io non commento. Certo, poi lo faremo. Allora, la domenica successiva sono arrivati a Longarone il Presidente della Repubblica, Antonio Segni, con il Presidente del Consiglio, Giovanni Leone, c'era anche il Ministro Giulio Andreotti. E vi voglio leggere questa parte di un libro scritto da Camilla Cederna, edizione Feltrinelli 1978, titolo del libro Giovanni Leone, la carriera di un presidente, pagina 130. Come Presidente del Consiglio, il Giovanni Leone, nell'autunno 63, quasi piangendo, assicurò alle famiglie delle 2000 e più vittime della catastrofe del Vajont che al più presto giustizia sarebbe stata fatta e i colpevoli assicurati alla giustizia. Nel frattempo poi in novembre il governo cade e lui resta semplice deputato. Solo che lui era avvocato penalista, solo che pochi mesi dopo, diventato semplice deputato, al Tribunale dell'Aquila, dove era stato trasferito il processo, egli accettò di far parte del collegio di difesa dei dirigenti della SADE, la società responsabile del disastro. Evidentemente l'eloquente e lautamente retribuita memoria scritta che mandò allora Giovanni Leone ebbe il suo peso sui giudici e sul tribunale. Eccola, virgolette. Gli imputati sono persone ineccepibili sotto ogni aspetto e la loro colpa sta nel non aver avuto nell'ora suprema la percezione e la riflessione, il lampo illuminante dell'imminente pericolo. La giornalista, tra parentesi, scrive come se fossero stati lì a sorvegliare e si fossero distratti un momento. E poi continua. Ciò che ha ucciso non è la frana, cioè la prevedibile cedevolezza dell'area scelta
e non tenuta sufficientemente sotto controllo, ma soltanto l'inondazione, per cui l'evento non può essere addebitato alla gente, cioè alla SAD Enel. Bene, con queste parole noi salutiamo tantissimo questo ospite illustre, questo superstite. Io spero di aver dato il massimo del tempo che potevo dare perché lei spiegasse veramente, e soprattutto a casa qualcuno deve riflettere su questi massacri, perché questo è stato un vero massacro da parte dell'uomo, una strage immane, però io penso che il massacro continua a quelli che sono rimasti, Olivier, massacro morale, che forse è ancora peggio di quello che è stato fatto. E noi la salutiamo, la ringraziamo e mandiamo delle immagini bellissime, struggenti, di un altro territorio. Questa tempesta Vaia, cosa è successo, e qui ne parleremo poi anche con il sindaco. Mandiamo le immagini, cambiamo l'ospite. Questa sera non ci facciamo mancare niente, anche questa sera. Io invito l'ospite, Antonello. Vieni Antonello, piano. Ungalli, eccolo qua che arriva, piano piano. Poi vi racconteremo questa storia pazzesca di questo uomo che ha avuto il coraggio di venire qui stasera e ha chiesto: Mirella, aiutami. Allora, prima di passare alle nostre storie drammatiche, io mi rivolgo al sindaco dopo aver visto queste immagini. Cosa si sente di dire? Cosa stiamo facendo? È abbastanza? Cosa si può fare? Come abbiamo sentito, la prevenzione. Ecco, cosa vuol dire fare prevenzione per un sindaco con le risorse che avete? Ma queste sono immagini che a distanza di un anno lasciano ancora il segno. Noi abbiamo avuto sul nostro territorio qualcosa come 92 milioni di euro di danni, oltre 70 milioni sono addebitabili solo alla messa in sicurezza dei siti valanghivi, 785 sono gli ettari di bosco a terra, vale a dire l'8% dell'intero territorio comunale, che è molto esteso, a oltre 100 chilometri quadrati. Guardi Sindaco, stiamo facendo le immagini che lei poi commenta. Le ho proprio fatte io, qui siamo sulla regionale 203 in località Cernadoi, e solo questi 300 metri ci hanno impegnato per un giorno e mezzo. Dicevo, il nostro bosco schiantato è circa il 15% dell'intero bosco del comune di Livinallongo. Abbiamo circa 110 ettari di proprietà privata, ma 190 ettari sono in sito valanghivo, quindi noi non lo possiamo toccare fin tanto che non si realizzano le barriere
paravalanghe, quindi le opere paravalanghe a difesa di qualcosa come 178 edifici, 334 persone. Veneto Strade, che è soggetto attuatore individuato da Zaia, ha contrattualizzato 6 interventi per quasi 30 milioni di euro. Noi come Comune siamo riusciti a vendere 340 ettari di bosco, quindi pari al poco più del venduto o del svenduto 70. Il legno, Sindaco? Ma credo venduto. Noi non abbiamo un bosco di qualità, perché abbiamo un bosco che ha patito la Prima Guerra Mondiale, quindi è un bosco in talune aree che è pieno di schegge, pieno di fili, quindi noi l'abbiamo venduto abbastanza bene. Circa 700.000 euro abbiamo introitato da questa prima vendita. Cosa risponde Lega Ambiente a questo sindaco? Ma io credo che sì, pensiamo a 41.000 chilometri quadrati che sono stati interessati da questo fenomeno, 14 milioni di alberi, insomma. Siamo in presenza di un evento che però si può ripetere e quindi è bastata così, soprattutto il fatto che il Mediterraneo in quel periodo si era riscaldato troppo e si è scatenato questo fenomeno. Ma come fai a fermare il vento? È chiaro, bisogna pensare di intervenire in tempi, direi, lunghi, assolutamente. Cioè, dobbiamo pensare che queste cose si ripetono. Abbiamo visto il Giappone. Il Giappone è una società estremamente articolata, che credo che abbiano una protezione civile ancora più addestrata delle nostre, anche se noi abbiamo, come si diceva prima, abbiamo sicuramente delle competenze, come diceva anche il geologo prima. Ma pensate alla California. La California deve ancora fermare, mi pare che è intervenuta su soltanto mi pare siamo nell'ordine di 1/10 del territorio e stanno lavorando i pompieri. C'è un incendio che va a sfiorare addirittura le ville siamo di fronte a quel discorso che fa Greta. Mi dispiace, io non capisco perché qualcuno parla dei gretini e di cose del genere. Cioè, Greta ha detto, attenzione, la casa sta per bruciare. Cerchiamo di intervenire. Allora, Pozzobon, la interrompo perché abbiamo al telefono il sindaco di Rocca Pietore, Andrea De Bernardin, e così ci racconterà anche lei cosa sta succedendo e come è messo nel suo territorio. Buonasera sindaco, grazie di essere qui con noi con questa diretta telefonica. Prego. Sì, buonasera Rete Veneta, grazie dell'opportunità che mi date. È giusto tenere alta l'attenzione su quello che è successo l'altro anno e mi sembra che le televisioni lo stiano facendo, voi soprattutto del vostro gruppo in maniera speciale, quindi grazie. Allora sindaco, noi vediamo tanti alberi meravigliosi caduti, qui abbiamo anche un suo collega, abbiamo il sindaco Leandro Grones, che anche lui sta cercando di capire cosa fare, però le risorse sono quelle, la manodopera è quella. Secondo lei di cosa abbiamo bisogno in questo momento, sindaco? Ma purtroppo il comune di Rocca Pietore, a differenza di molti altri comuni anche vicini, è stato investito, oltre che dal vento che ci ha rovesciato 600.000 alberi, questa è la stima più o meno, diciamo, abbastanza esatta, ha fatto un danno idrogeologico importante, l'acqua, l'alluvione, quindi la nostra priorità sono i corsi dei torrenti, gli alvei, gli argini, le briglie, i ponti, le difese spondali dei villaggi, gli stessi serrai di Sottoguda tanto famosi verranno messi a posto non propriamente subito per una questione turistica, ma soprattutto per una questione idrogeologica a difesa del sottostante villaggio di Sottoguda, insomma. E è un lavoro immane e le posso garantire che
girando sul territorio nei punti critici veramente ti viene un po' da pensare che sarà un'operazione molto complicata, ci vorrà qualche anno qua. Senta Sindaco, avremo sentito prima di lei la dottoressa Marina Lercis, che è una consulente ambientale della Terra Nofas, che è molto preoccupata per queste scorie, per questi fanghi che stanno arrivando al mare. E ci sta dicendo, anche sta urlando a tutti voi, massima attenzione nei lavori. Qui abbiamo Lega Ambiente, abbiamo anche un geologo questa sera. Cosa vuole dire? Cosa vuole dire a questa dottoressa che sta urlando attenzione a tutti perché questo è un disastro mondiale? Lei pensi che solamente sul mio comune sono esondati 24 dei 30 torrenti che abbiamo sul territorio comunale, 24, quindi sia il torrente principale che tutti i suoi affluenti. È ovvio che c'è stato un movimento di terra tale per cui adesso ogni pioggia che fa i torrenti sono sporchi, diciamo, cioè portano giù. Noi abbiamo il lago di Alleghe che ha fatto un po' da briglia naturale, no? per i nostri fiumi, e nel lago di Alleghe c'è dentro qualcosa come 500.000 di metri cubi almeno. Sono stati stimati circa 40.000 camion per portarlo fuori tutto. Questo è un lavoro davvero impensabile fino allo scorso anno, insomma, una cosa del genere. Quindi posso capire che crea problemi anche a valle, chiaramente. Allora Sindaco, io la ringrazio, qualunque cosa sa che noi ci siamo. Grazie veramente, grazie a tutti voi, perché veramente dobbiamo dire a questi sindaci, ne abbiamo anche qui presente un altro, che veramente vi siete rimboccati le maniche. Forse il piccolo è bello proprio perché è piccolo e forse riuscite veramente a essere proprio con il cuore nel vostro territorio. Grazie, grazie Sindaco, e quando vuole siamo sempre a porte aperte. Grazie, grazie a lei. Allora, io qua al geologo voglio sentire. Dopo le parole della dottoressa Lercis, questo sorriso che mi piace, sto presidente, mio fu presidente, lo facevamo noi altri, presidente l'altra volta a vita, ad onore in causa. Presidente, cosa si sente di dire dopo aver sentito queste testimonianze di questi superstiti, la dottoressa Lercis, i sindaci? Beh, i sindaci, non invidio i sindaci, devo dire, fanno... oltre ad avercelo tutti ormai contro la politica, come se fosse, invece che dovrebbe essere una cosa fondamentale della vita di una società. Non invito i sindaci perché poi alla fine sono quelli che devono andare a affrontare emergenze che vanno a scale che sono ampiamente al di sopra del territorio comunale, che poi dipendono da fenomeni anche a grande scala, come possono essere i cambiamenti climatici. Ma bisogna aiutarli questi sindaci, anche con delle leggi anche severe, punire i colpevoli, la certezza della pena che manca. Sì, qui purtroppo continuiamo ad avere una strana divisione tra quello che dovrebbe essere il mondo produttivo, mondo o comunque di gestione del territorio, norma, tutela ambientale, come se fossero delle entità che sono completamente astratte. E purtroppo il Veneto stesso è una delle terre dove la burocrazia è a livelli più complicati. Abbiamo per fare procedure banali come le autorizzazioni di un pozzo tempi di un anno, cioè abbiamo da una parte questa complicazione burocratica che ogni volta che si parla di semplificazione poi diventa complicazione, non è semplificazione, diventa complicazione. E dall'altra la richiesta di andare su norme sempre più restrittive, sempre più ma invece il ragionamento deve essere diverso, deve essere di applicazioni di
delle migliori tecnologie disponibili, di applicazione corrette delle procedure di valutazione di impatto ambientale e così via. Poi ci sono le parole un po' slogan, sviluppo sostenibile, cioè, però al di là green, molto green, bisogna essere tutti green. Adesso sono tutti green. E poi vediamo il green cos'è. Sì. Allora adesso andiamo a vedere il nostro assegno solidale di questa settimana. Buongiorno, ecco qua la nostra Mariella. Ciao Mariella, ciao, ben arrivata. Allora il cartellino per fare la spesa. Ok. Allora Mariella, tu sei venuta in trasmissione, tu non sai niente, c'è una sorpresa per te, perché la grande famiglia di Rete Veneta ha deciso di darti una mano. Io ho parlato anche con il tuo sindaco, ho parlato con i servizi sociali, mi hanno detto che va bene che noi ti aiutiamo, perciò verrà tutto monitorato. Adesso io ti consegno l'assegno. Eccolo qua. Allora, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Non te l'aspettavi? Volevo ringraziarvi di cuore di quello che state per darmi qua, perché sono molto felice di tutto quello che state facendo per me. Allora, spieghiamo a chi non ti avesse visto in trasmissione la tua situazione. Tu eri una persona che lavorava, poi per vari motivi nella vita ti sei ritrovata nel baratro e non ce l'hai più fatta risalire. Hai più volte chiesto aiuto, però non bastava questo aiuto che anche, dobbiamo dire, l'amministratore e l'amministrazione ti ha dato, però sei venuta anche da noi. Ecco, noi abbiamo capito che dicevi la verità e perciò che persone come te vanno aiutate e soprattutto cerchiamo di rimetterli in piedi. Ti saresti mai aspettato, lo chiedo a tanti, di finire così, cioè di venire al banco solidale, di chiedere aiuto a tutti nella tua vita, Mariella? No, sinceramente no, non me l'aspettavo, perché speravo di avere fatto una vita, di avere fatto una nuova vita, invece mi è crollato tutto addosso tra separazione e incidente, tra operazione ero da sola e aiutata da nessuno. Mi ha aiutato un po' sì il comune, però dopo mi hanno detto che non hanno più potuto farlo e adesso sono venuta da te e mi stai aiutando tantissimo comunque, anche con la spesa è moltissimo per me. Allora spieghiamo bene, perché forse qualcuno non ha ancora capito cosa vuol dire non avere più niente, perché tutti dicono ma non è vero, noi aiutiamo, noi facciamo, queste persone potrebbero rimettersi in gioco, lavoro ce n'è. Cosa vuoi dire a queste persone che non riescono a capire che qualcuno non riesce a collocarsi, no a 30 anni, men che meno a 40 e men che meno a 50? Beh, sono sincera, all'INAIL mi hanno detto di andare al lavoro, anche se sto lottando col mal di schiena ancora, perché ho provato anche a cambiare medicinali, perché non è facile ritornare in piedi dopo 8 mesi. E ho detto alla ditta che avevo finito tutto quanto, mi ha messo in ferie fino a gennaio. Quindi le terapie che ho fatto non serviranno a niente, perché io fra 3 mesi che ripartirò ancora da zero, hai capito? Quindi le terapie che ho fatto hanno servito sì per il momento. Cosa chiederesti tu, Mariella? Cos'è che vorresti chiedere a questo governo? Un lavoro, sì. Io sono una che lavoro tanto, perché non mi tiro mai indietro per il lavoro, perché lo sa anche il mio titolare, perché sono una che mi ha dato a tutto. Basterebbe avere un po' di lavoro adesso che mi venisse avanti, hai capito? Perché serve sia la salute ma anche il lavoro per andare avanti. Questo lavoro che hai non basta, non ti aiuta? No, questo lavoro purtroppo mi aiuta lui, però ho tante spese. I soldi non bastano, devi sempre avere l'auto portata di mano, adesso l'auto non ce l'ho. Cioè con l'auto puoi andare dove vuoi e con l'autobus non è facile, perché da casa mia andare a spostarmi come facevo le terapie dovevo partire da dove abito, andare a Treviso, andare a San Camillo e dopo fare lo stesso sistema, andare da San Camillo. Cosa vuol dire per te questo assegno? È un inizio di una nuova vita, insomma, di
aprire una nuova porta e speriamo che ci sia un po' di luce anche per me. Sinceramente, che impressione hai avuto del Banco Solidale la prima volta che sei venuta? Una favola, stupendo, stupendo. Non te la sei aspettato di trovare un Banco Solidale così? No. Allora, io ti ho consegnato l'assegno, ti auguro buona fortuna. Adesso appunto tramite i servizi sociali monitoreremo la tua situazione e vedremo di rimetterti in piedi. Noi ti auguriamo buona fortuna e ciao Mariella. Ciao Mirella. Ciao. E dopo questo io pregherei Antonello Ungalli di alzarsi, se ce la fa. Antonello fino al 2018 era una persona normalissima, stava benissimo. Adesso è completamente solo. Io mi metterò in contatto col sindaco della Pietra. Cosa vuoi dire, Antonello? Aiutami, Mirella. Ecco, un'altra storia, un'altra situazione, non ha nessuno. Io mi domando se questo è il nostro Veneto. Non so dove andremo. Ringrazio tantissimo gli ospiti di questa sera, purtroppo la puntata è volata, le 2 ore sono finite, vi ringrazio tantissimo, ritorneremo a parlare di geologia, di ambiente, di sindaci, ma continueremo a parlare anche di questi veneti che non sanno più a che porta bussare. Sto parlando di persone completamente sole che continuano a venire a Rete Veneta dalla Mirella a chiedere aiuto. E con questo io lascio la parola alla nostra cantante. Con quale canzone chiudi questa puntata, che penso sia una puntata che qualcuno questa sera dovrà pur riflettere, e attenzione alle firme e alle concessioni. E vai, cosa ci canti? I Just Want to Make Love to You di Etta James. Prego. Grazie. You to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you, oh, love to you. All I want to do is wash your clothes. All I want to do is you endure, and I want me to do, but keep me making love to you, love to you, oh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk, and I can hear by the way you talk that talk, and I can know by the way
Saluto Giovanni, Domenico, Maurizio, Remo di Fontanelle, che li ho incontrati al Girasole, 4 soci, 40 anni insieme. Se non meritano il premio loro, chi lo meritano? Ciao, a lunedì prossimo, grazie agli ospiti e a tutti quanti, grazie a questa cantante e alla musica di Angela.